Presidente Adami, situazione della DOCG a valore e a volumi. Conegliano Valdobbiadene sta cedendo qualche punto. La produzione si prevede buona, oltre che al 24.500 ettari che è la denominazione, abbiamo aggiunto quest'anno un attingimento straordinario di 3.900 ettari. I volumi bene, continua la crescita, i dati ci danno ancora, ci confortano, più 15,6, 7 mesi su 7 mesi. E questa è la fotografia del mondo Prosecco oggi. E se i dati di Nomisma, con quel 152% in più di richieste in Russia e l'affacciarsi di un mercato sconfinato come quello indiano confermano ancora nuovi traguardi per il settore, una riflessione va fatta sulle differenze economiche tra le tre anime di questo vino, che, è bene ricordarlo, sta dando fiato non solo al settore primario, ma anche al secondario e al terziario della Marca del Veneto. Ed è stato questo il cuore della discussione di ieri sera tra i tre presidenti organizzata dalla CE di Treviso, dove univoca è stata la volontà di convergere verso un'unica promozione internazionale che faccia comprendere al consumatore le diversità tra le produzioni e quindi il maggior valore della collina, indispensabile per evitare che le bancole si trasformino in cumuli di rovi. Riconosciamo a Conegliano Valdobbiadene maggior valore immateriale, possiamo dirlo così, sì, e aiutiamoli a comunicarlo anche attraverso di noi, vuol dire riconoscerci. Lì possiamo fare delle strade importanti, perché la grande quantità ti permette grandi investimenti, la quantità minore però di grande valore ti permette di far sì che tu possa dire c'è un prodotto top. Una visione possibile secondo il presidente Guidolin. Noi siamo disponibili a un dialogo, a lavorare assieme e a contribuire in quota parte con il nostro consorzio. Quasi una scelta obbligata vista la nuova legge sulle indicazioni geografiche che impone ai consorzi di produzione di fare sistema. Lei è sufficientemente giovane per aver visto 1000 volte questi tre consorzi cercare di dialogare assieme. Questa sarà la volta buona. Io credo che siamo a un punto di svolta. O iniziano a dialogare o può iniziare un percorso di criticità.